Sì, avremo fine 2026 riusciremo a laureare 26 nuovi infermieri, 200 nuovi infermieri, scusate, e quindi di conseguenza riusciremo a coprire il turnover e avere anche per tutti i varie richieste che abbiamo infermieri, per cui è un grande salto di qualità. Metteremo meno in sofferenza i nostri operatori che potranno finalmente respirare. Allora probabilmente insomma è la sua ultima, diciamo, uscita ufficiale, di cosa è soddisfatto del suo mandato e di cosa magari su quale punto avrebbe voluto lavorare di più, ottenere qualcosa di più, riuscire a fare di più. È soddisfatto del fatto di essere riuscito a superare il Covid e di avere la cittadella di Treviso, Sanitaria di Treviso, l'ospedale di Conegliano, iniziato la progettualità importante per Oderzo. La fusione delle ULSS, non soddisfatto del fatto che 2 anni e mezzo di Covid ci hanno bloccati su certe cose, potevamo finire prima. E uno dei grandi temi ovviamente, non solo ovviamente trevigiano, ma insomma quantomeno veneto, sono le liste d'attesa. Com'è la situazione, cosa si può fare? Allora, credo che la Regione abbia lavorato molto, anche noi. Tengo a precisare che bisogna capire i 2 livelli che ci sono. Allora, il Ministero prevede i livelli essenziali di assistenza, che sono 82 prestazioni su 200. Le altre prestazioni, che sono soprattutto le visite di controllo, eccetera, non fanno parte dei LEA. Noi per i LEA siamo all'interno, abbiamo superato il 90% per ogni categoria. È chiaro che dovremo lavorare molto ancora, la Regione ci sta spronando in tal senso per abbattere anche le liste attese che riguardano le visite di controllo e le altre visite che non sono a livello all'interno di livelli essenziali di assistenza. Grazie. C'è un ringraziamento che si sente di fare, non so, a qualcuno, qualche collega, qualche gruppo che l'ha sostenuta? Beh, io ringrazio tutti, in primis dalla Regione che ci è stata vicina in questi anni e continua ad esserlo, a tutti i miei collaboratori, indistintamente a tutti, perché hanno fatto un grande lavoro con sacrificio, con spirito proprio di abnegazione e soprattutto con tanta umanità, che credo che è quello che serva nella nostra sanità moderna. Grazie. Grazie.